Allora, eccoci. Intanto vi ricordo, prima di iniziare, di iscrivervi al canale Associazione Sommelier a Tavola con Bacco, canale YouTube, cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato su tutti i prossimi video. Ricordate, 201 domande sul video significa che sono 20 video, quindi veramente parliamo a tutto campo del mondo del vino. Un bel mi piace, mi raccomando, un mi piace che ci rende sempre felici. Qualcuno già ha scritto delle domande che io a una per esempio stasera già rispondo. Mettetele nei commenti qui in basso. Visitate il nostro canale nel nostro sito internet www.atavolaconbacco.it. Stiamo già programmando i nuovi corsi per il prossimo autunno. Stesso indirizzo sulla pagina Facebook, seguita già da oltre 7000 follower. Quindi siamo pronti per la prima domanda, e questa è proprio una domanda che mi hanno fatto, cui io rispondo molto volentieri. E se il cameriere al ristorante, quindi la domanda, questa qui è la domanda numero 31, se il cameriere al ristorante ci serve una bottiglia già aperta, noi che cosa dobbiamo fare? Allora, capite da voi che non è bello, no? Quindi è ovvio che la bottiglia deve essere chiusa. Di solito voi ordinate, noi tutti quanti ordiniamo una bottiglia di vino, il cameriere ce la porta, ce la presenta, dovrebbe almeno fare così, dopodiché la apre sul tavolo o su un tavolino a parte, sempre comunque sia che noi possiamo vederla. Va bene? La bottiglia aperta è consentita qualora noi ordiniamo il vino al bicchiere, altrimenti la bottiglia deve essere chiusa e aperta di fronte al diciamo al cliente. Quindi ricordatevelo, questo è molto 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 importante, anche perché poi si comincia a pensare male. Insomma, non è una cosa che a me piace assolutamente, insomma, no? Tanti mi hanno detto vabbè, ma se poi magari hanno rimboccato i vini che gli sono avanzati, no, non accade. Cioè un ristoratore serio, e diciamo io intendo che tutti i ristoratori sono seri, non ce ne sta qualcuno che non è serio, non lo fa. Quindi di conseguenza non pensiamo a male quando ci portano una bottiglia aperta, ma non deve essere comunque fatto, perché io l'ordino una bottiglia e voglio avere anche il piacere di vederla aperta di fronte a me. Allora, tanto caldo, tanto caldo, tanto caldo. La volta scorsa abbiamo parlato dei vini rossi per l'estate, e invece adesso parliamo dei vini bianchi, i migliori vini bianchi per l'estate. Quindi quali sono quelli consigliati? Allora, io posso consigliarne alcuni. Ad esempio, diciamo che i vini bianchi, intanto noi principalmente, l'abbiamo già detto l'altra volta, noi d'estate dovremmo mangiare un po' più leggero, principalmente carne bianca non particolarmente strutturata, pesce, quindi magari anche crostacei. Quindi vini bianchi, pesce. Io mi orizzonterei, se il nostro pesce è di mare, quindi vini di mare, ad esempio un vermentino ligure, toscano, o un vermentino sardo, una bella anzonica siciliana. Se siamo in Campania, come io sono stato da poco, un ottimo, lì ne abbiamo veramente tantissimi, per esempio un Ischia bianco, perché no, magari una bella biancolella in purezza, va bene. Se invece siamo al lago, ovviamente Trasimeno, ad esempio, una ottima DOC vini di lago, ovviamente, quindi magari Grechetto, un Grechetto, proprio perché Umbria, lago Trasimeno, lago di Corbara magari beviamo un bello Orvieto bianco, anche se c'è anche degli ottimi rossi, e verso il lago Trasimeno magari ci beviamo tranquillamente un bel Grechetto, va bene. E se per l'estate vogliamo anche assaggiare un rosato, come l'abbiamo già anticipato la volta scorsa, il rosato ci sta sicuramente bene. Quindi vini molto belli, freschi, sia di temperatura che di acidità, non particolarmente strutturati, perché fa caldo, ricordatevi, l'alcol lo sentiamo parecchio, poi dopo parliamo anche di equilibrio, che influisce molto sulla nostra percezione alcolica. Se vogliamo stare in
in Nord Italia, perché no, un ottimo soave o un profumatissimo friulano, ad esempio. Scendiamo un po' più in basso, Trebbiano d'Abruzzo, un Frascati, e scendiamo ancora più giù. In Puglia hanno un ottimo Chardonnay che amo moltissimo. Io rimango sempre su questi vini che mi piacciono. Ricordatevi, l'acidità è importante. D'estate tanti crostacei, molluschi e anche fritture. Quindi noi dobbiamo pulire la bocca, abbiamo belle sensazioni, anche lunghe, sia profumate che persistenti, quindi dobbiamo comunque unire dei vini che hanno queste capacità. Andiamo ancora avanti. Questa è una domanda veramente importante, perché gli chef, ma comunque anche noi in cucina, utilizziamo il vino ad esempio per sfumare una pietanza, no? Va bene? Quando viene utilizzata questa qui? Il vino noi lo mettiamo in cottura, magari a fine cottura sfumiamo, quindi passiamo un mezzo bicchiere di vino o un bicchiere di vino. Allora, teniamo conto una cosa: l'alcol serve a sciogliere magari i grassi del nostro piatto che si vanno ad amalgamare al nostro vino, quindi mi fanno un bel fondo, no? Che noi poi dopo andremo a gustare insieme alla pietanza. L'alcol evapora attorno ai 78 gradi centigradi, quindi se mettiamo il vino troppo presto rischiamo che troppo tardi, a una temperatura molto molto elevata, il momento che noi mettiamo l'alcol dentro, questa sensazione, diciamo, questa capacità di sciogliere i grassi, va bene, viene meno perché l'alcol evapora immediatamente. Quindi magari aggiungiamolo un pochino prima di finire il piatto, magari un minuto e mezzo prima. Diciamo che il vino deve essere assolutamente di qualità, altrimenti al momento che noi lo aggiungiamo al piatto, se il vino non è di qualità praticamente non gli dà niente, tranne l'alcol. Invece riducendo il calore fa evaporare l'acqua, fa evaporare l'alcol, quindi l'estratto del vino, i profumi, diciamo i sapori del vino rimangono nel piatto. Noi lo facciamo per questo, no? Ad esempio quando facciamo un brasato o altri piatti in cui il vino è protagonista, quindi lo uniamo perfettamente alla nostra pietanza. Non tutto l'alcol comunque evapora. Ho visto tra l'altro sul sito dello Spallanzani, andate a vedere, ci stanno un po', cioè parla proprio di questo, insomma, in base alla pietanza, in base al tipo di cottura, quello diciamo evapora tutto, evapora meno, ne evapora un 5%, quindi c'è una bella pagina web. Un consiglio ve lo posso dare: fidatevi del colore della pietanza. Ad esempio, se fate della carne rossa, aggiungete vino rosso, sul pesce vino bianco. Sembra scontato, ma non lo è. Insomma, è brutto che magari avete, che ne so, no, dicono così, un'impepata di cozze o comunque sia del vino bianco, dei molluschi, dice vabbè, io ci metto il vino rosso, tanto non fa niente, prende il colore rosso, cioè non mi pare il caso, insomma, no? Va bene, questo è è solamente diciamo un consiglio, un'idea. Mi avete chiesto anche degli abbinamenti specifici, tipo quello, per esempio questo qui del Lambrusco. Allora, il Lambrusco, attenzione, il Lambrusco ne esiste, diciamo, più di un tipo di Lambrusco, no? Il Lambrusco di Modena, di Sorbara, Graspa Rossa, scusate, Castelvetro, Mantovano e così via. Noi prendiamo come riferimento il Lambrusco magari emiliano, no? Magari che è quello un pochettino più conosciuto, però il vitigno Lambrusco, insomma, è un vitigno che a me mette allegria, quindi prendiamo un po' tutti quanti a fattor comune i Lambruschi. Io farò però delle proposte di abbinamento, insomma, che mi piacciono. Intanto, avete mai pensato di assaggiare il Lambrusco come aperitivo? Il Lambrusco è frizzante, è allegro, spumeggiante, è proprio simpatico, non ha una gradazione alcolica molto alta, quindi si presta benissimo a essere un buon aperitivo. Quindi, ad esempio, con delle tigelle, no? Riempite con dei salumi, dei formaggi, magari proprio del crudo di Parma, visto che parlavo prima di Emilia Romagna, o della mortadella IGP, oppure della coppa o dei formaggi anche freschi, o perché no delle scaglie di parmigiano o anche di pecorino
stagionato. Questo potrebbe essere un'idea, ma potete metterne quanti ne volete, perché il lambrusco come aperitivo si presta moltissimo. E sto parlando di lambrusco secco, chiaramente. Con i primi piatti il lambrusco cerca sicuramente i cappelletti, come cappelletti ad esempio in brodo, che in Emilia si aggiunge il lambrusco anche dentro il brodo stesso, in modo tale, non tantissimo, comunque un po' ci se ne mette, in modo tale che quando poi mangiamo, gustiamo i cappelletti, brodo e già lambrusco, e poi lambrusco ovviamente lo beviamo insieme. Ma perché no, su dei risotti, magari dei risottini fatti bene con ragù, va bene? Quindi sughi al ragù, funghi, autunno, perché no? Usiamo un lambrusco magari con dei funghi scottati, oppure dei funghi trifolati. Classico abbinamento, grossi tortelloni, va bene, ripieni di carne, o le lasagne, carne al forno. Comunque il lambrusco non teniamolo solamente il centro Italia oppure Emilia Romagna, il lambrusco lo abbiamo in tutta Italia, quindi possiamo fare un ottimo abbinamento un po' in tutta la nostra penisola. Poi, se vogliamo unire il lambrusco, abbiamo detto già carne, quindi sui secondi possiamo farlo con degli stracotti, ad esempio. Ricordatevi che c'è una bella acidità, c'ha queste bollicine, insomma questa frizzantezza che ci aiuta moltissimo. Ottimo su dei bolliti, con un po' grassi, chiaramente, il bollito è un po' grasso, va bene. E se vi piace potete provare anche con una frittura di verdure, una fritturina di verdure. Di solito ci si mette lo spumante, poi ci si mette il bianco, però insomma io lambrusco un po' fresco, a temperatura, non a temperatura ambiente. Il lambrusco vuole 12-14 gradi, temperatura di sportello di frigorifero, magari specialmente in questo periodo che fa tanto caldo, è sicuramente indicata. Il lambrusco, ricordiamocelo, che è molto apprezzato anche nella versione dolce nel senso una versione amabile o abboccata, però amabile gran parte. Quindi lambrusco con residuo zuccherino, sicuramente una bella crostata a frutta rossa, ad esempio amarena, fragola, susine, oppure frutti rossi quali lamponi, frutti piccolini, va bene, o ad esempio proprio una crostata di frutta, che ci potrebbe essere un ottimo connubio. Spero di divertirvi, insomma, con queste proposte. Ecco, questa è una domanda che a me mi ha messo anche un po' di curiosità, nel senso che era una cosa che io la davo abbastanza per scontata che non era possibile, ma poi alla fine realmente io me lo sono andato un attimino a guardare. Allora, si può fare il vino con l'uva da tavola? Allora, si può fare, ma non si può fare praticamente. Cioè, nel senso, qualcuno può farlo magari aggiungendolo all'uva da vino, va bene? Cioè, perché non si può fare? Perché l'uva è classificata in due tipi fondamentalmente: uva da tavola e uva da vino. Quindi l'uva da tavola è per il consumo, quindi per il consumo alimentare, è frutta in tutti i sensi, va bene? Viene utilizzata più che altro per i succhi di frutta, diciamo, non tanto succo di frutta d'uva da tavola, ma come aggiunta, va bene? Viene utilizzata per mangiarla, va bene? Non perché non posso mangiare l'uva da vino, però chiaramente è un discorso diverso. Perché? Perché strutturalmente l'uva da tavola è diversa, sia come quantità di acqua, come croccantezza, cioè proprio fisicamente è diversa rispetto all'uva da vino. Quindi non è possibile produrre vino con vino, io parlo commerciale ovviamente, poi a casa magari qualcuno la mischierà tra uva da vino e uva da tavola, magari la farà, però non è possibile produrre cioè produrre vino commercialmente con l'uva da tavola, è proprio vietato per legge. Questa è, rispondo subito perché me l'hanno chiesto, ma forse bisognava parlarne magari un pochino più in là. Che cos'è il metodo ancestrale? Qui andiamo un attimino un po' più tecnico, ma cercherò di essere più semplice possibile. Intanto, il metodo ancestrale è un metodo che viene utilizzato per la spumantizzazione e non è né il metodo champenois, cioè non è il metodo classico, e non è neanche il metodo Charmat, o detto anche Martinotti.
Quindi i due metodi, che poi magari ci ritorneremo sopra con dei video a parte, i due metodi classici a cui siamo abituati per la spumantizzazione, il metodo ancestrale si discosta non totalmente, ma quasi totalmente da entrambi. Perché? Perché la spumantizzazione del vino, va bene, viene fatta senza aggiunta di lieviti, quindi viene utilizzato proprio il lievito indigeno dell'uva stessa, e poi praticamente vengono imbottigliati, va bene, senza ulteriore aggiunta di zuccheri, come ho detto, di lieviti eccetera, e quindi avviene proprio una spumantizzazione in bottiglia in modo naturale. Chiaramente non abbiamo la forza in bottiglia dei metodi classici, insomma dello spumante metodo classico, va bene, quindi è un aroma soprattutto primario e secondario, va bene, si sente molto poco praticamente il lievito, perché è un lievito abbastanza semplice, abbastanza delicato, proveniente direttamente dall'uva stessa che è stata spumantizzata, va bene, ha una spuma abbastanza non densa, diciamo non spessa, va bene, non è filtrato. Quindi voi quando andate a bere un metodo ancestrale troverete praticamente questo vino non particolarmente cristallino, come siamo abituati con i metodi, come ho detto prima, Charmat e il metodo Champenois, il metodo classico, e non effettano la sboccatura, cioè nel senso praticamente non viene fatta un'aggiunta a fine produzione del vino, come avviene con il metodo classico di altro vino, oppure di zuccheri, di cognac, insomma di liqueur d'expédition si chiama, quindi è un altro diciamo miscela, che può essere anche vino da solo, ma può essere, è un'altra miscela che viene fatta prima di mettere il tappo, praticamente quello a fungo. Questo qui con il metodo ancestrale non viene fatto, quindi sono vini abbastanza torbidi, profumano, ho detto, di crosta di pane, va bene. I lieviti si percepiscono, non quelli aggiunti, ma si percepiscono proprio quelli lieviti indigeni. Ho detto, non sono particolarmente, diciamo, sono più forti, ma sono un po' più rudi di quelli del metodo classico e dello Charmat. Quindi tenete conto che è un vino totalmente diverso. È chiaro che probabilmente ha una fetta di mercato dedicata, perché è un vino che viene cercato più dai puristi, più dalle persone che preferiscono il metodo di spumantizzazione il più naturale possibile. Ecco perché viene chiamato proprio un metodo ancestrale. Siamo già alla domanda 37. Io cerco sempre di non stare a perdere troppo tempo, nel senso che non voglio farla diventare noiosa questa nostra chiacchierata. Poi magari fatemi delle domande, chiedete degli approfondimenti. Vedo Firas. Ciao Firas. Io a Natale ho abbinato un Lambrusco con, scusa, devo vederlo, vediamo un attimino se riesco a vederlo meglio. Ho abbinato il Lambrusco secco con la parmigiana di Cardi. Oh mamma mia, parmigiana di Cardi, se fatta bene, è una gran bella parmigiana. Credo che sia stato un bel abbinamento. Scusa Firas se non ti ho risposto subito, mi ero impegnato a spiegarle il metodo ancestrale, che è veramente un pochino particolare. Il Lambrusco sicuramente, la parmigiana, che dà questa sensazione abbastanza importante in bocca, anche una sensazione, diciamo così, forse un pochino grassa, insomma un pochino densa in bocca. La frizzantezza, no? L'anidride carbonica presente nel Lambrusco, e soprattutto la lunghezza del Lambrusco insieme al sapore dei Cardi, ma soprattutto del condimento, della parmigiana stessa, sicuramente hanno fatto un ottimo abbinamento. Quindi bravo per aver scelto il Lambrusco. Osare un pochino ogni tanto ci diverte, quindi è una cosa che ci piace molto.
Allora, ritorniamo a noi. Quando un vino viene detto equilibrato. Allora, il vino equilibrato è una cosa che io dico che ci fa comprare il vino, cioè nel senso, l'equilibrio che cos'è nel vino? È, pensate a una bilancia, ok? Pensate a una bilancia. Da una parte ho alcol, ho praticamente glicerina e ho zuccheri. Dall'altra parte ho acidi, va bene? Ho tannino e ho sale, sapidità. Ecco, per avere un perfetto equilibrio, queste sensazioni organolettiche devono essere sullo stesso piano. Non sempre è così. È chiaro che facciamo adesso caldo, abbiamo detto vini bianchi, noi cerchiamo una spiccata freschezza, una spiccata acidità, magari con non una forte alcolicità. È chiaro che andiamo un pochino più verso un abbastanza equilibrato, cioè, però un vino giovane, magari di un anno, bianco, noi lo cerchiamo proprio perché abbia questa particolare freschezza, quindi lo classifichiamo comunque equilibrato, anche se un pochino è spostato, magari anche sapido, abbiamo detto prima vini di mare, quindi la sapidità è presente sicuramente nel vino, quindi è spostato un po' più verso le parti dure, come vengono chiamate, quindi sapidità e acidità. Ma se è troppo diventa fastidioso in bocca, quindi se è un po' spostato lo definiamo sempre equilibrato, altrimenti abbastanza equilibrato o addirittura potremmo classificarlo non equilibrato. Stesso discorso se invece è più zuccherino, è più alcolico, oppure una potente morbidezza, quindi una forza glicerica in bocca, insomma, che ci spinge più verso le parti morbide. Un rosso magari anche invecchiato, particolarmente affinato, lo posso giudicare equilibrato se spinge un po' verso le parti morbide. Se spinge troppo, chiaramente no. Che cos'è l'equilibrio? È quello che ci fa comprare il vino, cioè è quella sensazione, va bene, di benessere che noi abbiamo quando andiamo a assaggiare un vino insieme all'armonia, magari ne parleremo in un video successivo, che ci dicono: ma lo sai che sto vino mi piace veramente? E l'equilibrio è quello che ti permette, e poi chiudiamo questa domanda, di percepire un vino non particolarmente alcolico, anche se possiede un'alcolicità magari di 14 gradi alcolici o anche 15 gradi alcolici o più. Vi sarà capitato di assaggiare magari un vino a 12 gradi alcolici e sentire questa sensazione alcolica molto forte, oppure di assaggiarne uno a 15 gradi e l'alcol non lo percepite lo stesso. Attenzione, l'alcol ci sta sempre, è la costruzione, diciamo così, del vino, va bene, e l'equilibrio del vino e l'armonia del vino che ci permettono di apprezzare meglio le caratteristiche organolettiche del vino stesso. Quindi viva i vini equilibrati. Vi ripeto ancora, se avete domande, per l'amor del cielo fatele, sono sempre a disposizione, magari vi rispondo un attimo dopo. Oh, questa me l'ha fatta Matteo, la domanda, e con piacere l'amico Matteo rispondo. Se il vino lo tolgo e rimetto spesso nel frigo, si rovina o comunque al fresco? Io credo che dobbiamo fare una differenziazione. Cosa significa? Allora, ho detto, a me piacciono i back in box, specialmente d'estate, oppure anche, comunque sia, io ho il vino sempre in fresco, bene? Se lo tolgo e lo rimetto spesso in frigo, gli do degli pensate adesso quanto fa caldo, va bene? Frigo 14 gradi centigradi o anche meno, tiro fuori il vino, fuori ce ne staranno magari 34-35, eccolo là che mi sale subito la temperatura. L'abbiamo già detto, deve avere una stabilità la temperatura del vino. Il vino non deve subire shock di temperatura e di umidità, ma qui l'umidità lasciamo perdere, soprattutto è la temperatura. Quindi che cosa succede? Io tiro fuori il vino, vado a pranzo, o lo finisco o comunque lo bevo, va bene, e poi lo rimetto in frigorifero. Ma qui la domanda dice: tolgo e mi rimetto spesso in frigo, quindi che cosa significa? Ad esempio, io ho un'enoteca
arrivano persone, ti faccio assaggiare il vino che sto proponendo, apro il frigorifero, lo tolgo, lo verso, lo rimetto in frigo, apro il frigorifero. Se faccio abbastanza velocemente non ha il tempo di alterarsi, non ha il tempo di salire di temperatura e poi di conseguenza riscendere, risalire, riscendere e così via. Quindi dipende da quanto tempo lo tengo fuori, da quanto tempo poi dopo passa tra toglierlo dal frigorifero e rimetterlo in frigorifero. Se è una cosa abbastanza veloce, insomma anche la bottiglia fa anche non da frigorifero, ma comunque è un contenitore che si fredda insieme al vino, quindi di conseguenza non credo che ci siano assolutamente problemi. Se invece lo tiro fuori, lo lascio fuori mezz'ora, poi lo rimetto in frigo, poi lo ritiro fuori, lo lascio fuori in altri 3/4 d'ora, poi lo rimetto in frigo, è lì che nasce il problema, perché gli faccio fare questi salti, no? Da 12 gradi ad esempio lo porto a 25-28, poi lo riporto di nuovo a 12, poi 25-28, poi dentro la bottiglia ci sta l'ossigeno, ad esempio magari nei back in box questo non accade, però nella bottiglia ci sta l'ossigeno e quindi può nascere sì un problema. Una bottiglia di vino non dovrebbe durare tantissimo, dobbiamo bere abbastanza velocemente, però insomma andando a vedere proprio tecnicamente questa cosa potrebbe, se facciamo passare troppo tempo fuori dal frigorifero, tendere un pochettino a ossidarsi, a rovinarsi un pochino il vino, ma insomma cerchiamo di tenercelo il meno possibile e soprattutto di consumarlo. Questo prendetelo come una curiosità, vi do il tempo di leggerlo, perché diciamo che non sempre. Io vi dico questo: come estraggo un sughero se non ho il cavatappi? No, questa è la domanda. Allora, a me non accade, perché io ho il cavatappi in auto, ho il cavatappi quando vado in vacanza, praticamente io ho un cavatappi un po' dappertutto, va bene? Io dico che un sommelier senza cavatappi è come un medico senza lo stetoscopio. Prendetemi il paragone quello che è, insomma, ma io credo che sia una cosa abbastanza valida da dire, perché il sommelier cavatappi ce lo deve avere un pochino sempre dappertutto. Allora io vi do adesso dei metodi, però tenete conto che alcuni sono pericolosi, quindi io ho fatto una ricerca, vi dico quello che qualcosa sapevo, qualcosa ho trovato, ma insomma prendeteli come curiosità, non fateli se veramente insomma non mi sembra il caso, però giochiamo ogni tanto anche durante questi video, insomma, no? Non stiamo sempre a prendere le cose per serie, va bene? Prima di tutto dobbiamo togliere ovviamente la gabbietta, scusate, la stagnola, insomma, no? Dal collo della bottiglia del vino. Allora, il cavatappi da che cosa è formato? Da coltellino, no? E vite. Allora, prendete una vite, la avvitate, poi se avete con una pinza e con la stessa pinza fate in modo di sfilare, stando molto attenti, va bene, il sughero, e quindi vita e pinza potete farlo. Se riuscite a mettere con una pinza, ma non riuscite a mettere nel sughero, perché noi parliamo di sughero ovviamente, i Stelvin o a Corona non interessano ovviamente in questo discorso, con la pinza mettete la vite nel sughero, però non riuscite a tirarlo fuori, il martello c'ha 2 denti, infilatela in mezzo e poi fate leva, attenti che si spacca il vetro, si spacca il collo della bottiglia e cercate di tirare via praticamente il sughero. Ce ne sta un altro ancora con la pompa, tipo la pompa della bici, la pompa quella che fa quella fatta a stantuffo, va bene? Avete presente l'ago, quello lì per gonfiare i palloni? Ecco, mettete dentro il cavatappi l'ago, inserite con la pompa l'aria, dopodiché aiutatevi con i metodi che abbiamo detto prima, vedrete che viene molto facilmente via praticamente tirate via l'ago, ovviamente, no? Dentro rimane l'aria e quindi fa una pressione interna per tirar fuori praticamente il sughero. Fatelo, comunque aiutatevi sempre con una vite o con qualche altra cosa che vi permetta di sfilare il sughero. Oppure se avete un coltello molto fino, va bene, una volta tolta la gabbietta, praticamente insomma la stagnola intorno al collo della bottiglia, la sommità del collo della bottiglia, con la lama, la piccola ovviamente, girate intorno al sughero, fate un po' di spazio, fate entrare l'aria e mano a mano cercate di sfilarlo. Un altro metodo che ho visto è togliere la gabbietta e poi
battendo contro il muro o a terra, aiutandovi magari con una scarpa oppure con un asciugamano, qualche cosa per attutire il colpo, dandogli questi colpetti, ho visto che un pochino esce questo cavatappi, insomma. Questi sono i metodi che vengono utilizzati, ma insomma io vi dico, se non avete un cavatappi, cercatelo questo cavatappi e fate in modo di non rischiare in nessun modo insomma di spaccare il vetro e di farvi male e chiaramente di rovinare la bottiglia e di conseguenza anche il vino, ma soprattutto cercate di non farvi male. Meglio avere un cavatappi a disposizione per ogni occasione. Un'ultima domanda. Questa è una domanda molto interessante perché me l'hanno chiesta e io veramente mi ricordo un qualche cosa. Esiste il vino solubile? Allora, anni fa uscì questa storia del vino solubile. Io mi ricordo a Vinitaly di qualche anno fa, il consorzio mi pare del Verdicchio del Castello di Chiesi fece una sorta di dimostrazione di come veniva fatto tramite kit, lo vedi anche in televisione. Il vino mi pare che era circa 10 anni fa, 12 anni fa, lo si trovava anche su Amazon, ti davano tutto l'occorrente praticamente per creare il tuo vino, sfruttando anche dei marchi, dei nomi importanti. Questo per fortuna mi pare che non accade più, sicuramente non accade in Italia. Era un'idea che veniva, mi pare, dal nord Europa, dalla Gran Bretagna, non se ne parla più, non si vede più. Quindi vi dico, esiste il vino solubile? No, e comunque spero veramente, vivamente, che nessuno vada a scegliere un vino solubile. Ne abbiamo tantissimi di tutti i prezzi, di tutti i tipi. Beviamo il bel e buono vino italiano. Siamo arrivati alla domanda numero 40. Chiudiamo qui, è stato forse un pochino più lungo delle altre volte, ma sono contento perché ho risposto un po' di più alle domande che mi chiedete spesso e sono andato un pochino più a fondo. Prima di chiudere ricordatevi, iscrivetevi al canale, un bel mi piace, cliccate sulla campanella, settimana prossima altre 10 domande e risposte, aspetto i vostri commenti e visitate il nostro sito web www.atavolaconbacco.it. Ciao a tutti e grazie, ci vediamo per oggi, è tutto, ci vediamo per il prossimo video, ciao!